il primo incontro della conferenza delle regioni con il neo ministro Boccia. Zaia, buoni propositi, ma non aspetteremo il 2023. La risposta del ministro: le regioni più pronte possono partire già a gennaio. Fiamme nella notte in un'abitazione di Cologno alle Colli, nel Veronese. Muore il proprietario, grave la moglie ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni il figlio dell'anziana morta ieri a Padova nel rogo della loro casa. Incendio con danni ingenti all'alba al colorificio Grigolin di Ponte della Priula nel Trevigiano. Le fiamme sarebbero partite da un mezzo meccanico, stabilimento devastato. Ha perso la vita cadendo dalla barca l'antiquario veneziano del Lido Roberto Bortoli, aveva 81 anni ed era molto conosciuto non soltanto in città. Sono scappati con 120.000 euro, è stato quantificato il bottino della rapina da film che ieri all'Anton Veneta di Camin di Padova ha terrorizzato una quindicina di clienti. Il referendum per la separazione di Venezia da Mestre si terrà il 1° dicembre. Il sindaco Brugnaro, la vera protesta, non andare a votare, dice. Domani la mobilitazione globale per l'ambiente, anche in Veneto previsti cortei con migliaia di studenti in tutte le città, ma la giustificazione dell'assenza divide i presidi. Buonasera e ben trovati in diretta con l'informazione regionale di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli in apertura: l'autonomia della nostra regione. Oggi primo incontro della conferenza delle regioni con il neo ministro Francesco Boccia. Il nostro presidente del Veneto Luca Zaia, buoni propositi dice, ma Veneto e Lombardia non aspetteranno il 2023. La risposta del ministro: le regioni più pronte possono già partire a gennaio. Allora sentiamo tutti i particolari nel nostro primo servizio. Speriamo che ci siano notizie positive dal governo e che non siano come quelle che abbiamo detto 24 ore fa di sentirci dire che bisognerà attendere fino al 2023, perché i veneti non attendono e neanche i lombardi. Così il governatore del Veneto Luca Zaia da Roma, dove ha partecipato stamane ai lavori della conferenza delle regioni, per la prima volta presenziata dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che risponde a stretto giro. Io non ho parlato di 2023 per Zaia, Fontana, Emiliano o De Luca, io ho parlato di un processo che si completerà nel 2023 quando si completa questa legislatura. È evidente che le regioni più pronte, se accettano la cornice nazionale che io proporrò, potranno partire subito. Io spero già a gennaio del 2020, ma partire non significa arrivare. Poi c'è il Parlamento che dovrà dire l'ultima parola e sarà obbligo di tutti noi consentire al Parlamento di esprimersi positivamente se convinciamo il Parlamento. E questo penso che sia una responsabilità che hanno anche i presidenti attraverso i loro partiti di appartenenza. Il confronto è avviato, l'auspicio è che si proceda spediti su una strada che comunque sembra assai complessa. Siamo ancora nella fase della luna di miele, poi la luna di miele finisce e si capirà se un bel matrimonio solido funziona oppure no. Di buoni propositi ce ne sono tanti, ma noi abbiamo il tema tempo e il tema qualità del progetto. Se i tempi saranno rispettati, cioè che si fa veloce, si fa presto, bene, e se la qualità del progetto significa autonomia vera, noi siamo qui per firmare. Prima del vertice con il ministro c'è stata una pre-riunione dei governatori del centrodestra. Centrale il tema della sanità e l'urgenza di trovare delle misure forti per fronteggiare il problema della carenza dei medici. Abbiamo parlato di molti argomenti e direi un argomento centrale è stato sicuramente quello della sanità, della mancanza di 56.000 medici in Italia e della necessità assoluta di provvedere già con delle prime misure straordinarie per trovare questi medici. La nostra necessità è quella di dare servizi ai cittadini. 56.000 medici mancano in Italia, dei quali 1.300 al Veneto. La cronaca adesso ci porta nel Veronese, a Cologno ai Colli, con ancora il drammatico epilogo di un incendio in abitazione con conseguenze appunto drammatiche. Le fiamme sono divampate poco prima delle 3 di questa mattina, quindi all'alba, in una casa rurale in via Umberto I, nella frazione di San Vittore, e in breve si sono estese alla copertura in legno dell'edificio. I pompieri sono accorsi dal vicino distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale con diverse squadre per spegnere appunto questo rogo ed evitare che le fiamme si propagassero a tutte le strutture. Durante le operazioni è stato rinvenuto all'interno della casa il corpo senza vita del proprietario Umberto Menzinger, 76 anni. La moglie è stata trasportata dal personale sanitario presso
l'ospedale di San Bonifacio. L'incendio ha impegnato 17 vigili e 6 automezzi, tra cui autobotti e un'autoscala. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate veramente a lungo. E torniamo a parlare ancora una volta della tragedia di Mortise nel Padovano, con un altro incendio, quello che appunto ahimè ha ucciso un'anziana residente nelle case popolari di Val Carraro. La situazione in cui viveva con il figlio era davvero al limite. Vediamo. È ancora in prognosi riservata Antonio Seresin, il figlio di Giuseppina Antico, l'81enne, morta mercoledì nell'appartamento di via Fratelli Carraro a causa di un incendio. L'uomo, 57 anni, è ricoverato in rianimazione a ustioni sul 30% del corpo. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. La casa in cui viveva con la madre si è trasformata in una gabbia letale per l'anziana donna. Il fumo ha invaso le stanze. Senza lasciarle scampo, le fiamme si sono propagate rapidamente. All'interno infatti erano accumulate montagne di oggetti, giornali, immondizia, una situazione di disagio importante. Mamma e figlio non uscivano quasi mai di casa, accumulavano di tutto nell'appartamento, una vita al margine, osservata e conosciuta anche dai servizi sociali. Vivevano lì da anni eppure non davano confidenza a nessuno, un rapporto esclusivo ma avvolto dalla solitudine. Entrambi hanno cercato di spegnere le fiamme, ma l'ammasso di oggetti ha reso l'impresa impossibile. I responsabili dell'Ater, che è proprietaria dell'immobile, sono arrivati subito sul posto per le verifiche insieme ai carabinieri e vigili del fuoco. Il direttore Marco Bellinello conferma che l'impianto elettrico del fabbricato, costruito negli anni 90, era in buono stato e a norma. Non è chiaro se madre e figlio, pur essendo regolarmente allacciati alla rete, utilizzassero delle bombole a gas per cucinare e riscaldarsi. Il sistema antincendio del condominio è scattato, allertando gli altri abitanti, che hanno subito avvisato i vigili del fuoco. Lo stabile, dopo il sopralluogo, è risultato agibile. Tutti gli inquilini sono rientrati nelle proprie case. L'appartamento dove è divampato l'incendio è stato posto sotto sequestro. Nelle scorse ore sono continuate le operazioni di smaltimento del materiale bruciato. E un altro rogo è divampato questa mattina alle 5:30 alla Grigolin di Ponte della Priula nel Trevigiano. Allarme con cui sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno scongiurato il peggio. Allarme è rientrato anche per quanto riguarda la nube nera creata dal rogo. Non sono state infatti bruciate sostanze inquinanti. Questa mattina un incendio è divampato all'interno della ditta Grigolin in via dei Bombardieri a Ponte della Priula. L'allarme è scattato all'alba, poco dopo le 5:30. La densa colonna di fumo era visibile a centinaia di metri. Per riuscire a domare le fiamme sono intervenute 15 squadre dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Treviso e dai distaccamenti di Conegliano e Montebelluna. Il tempestivo intervento dei pompieri è riuscito a limitare i danni all'interno dell'azienda. Il fumo ha destato preoccupazione qui a Susegana. Sì, perché si vedeva una colonna di fumo nero, però per fortuna, e di questo ringraziamo i Vigili del Fuoco, sono arrivati veramente in forze e sono riusciti a domare l'incendio in tempi molto brevi. Dai primi riscontri pare che il rogo sia partito da un camion betoniera parcheggiato all'interno di un reparto dell'officina. Fiamme divampate probabilmente a causa di un cortocircuito. C'è stato verosimilmente un cortocircuito su un mezzo che era all'interno di una struttura. Se ne è accorto la prima persona che è andata al lavoro. Fortunatamente le fiamme non hanno ferito nessuno degli operai, dato che a quell'ora non vi era personale a lavoro nel reparto dove si è propagato l'incendio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Susegana, oltre alla squadra di polizia giudiziaria del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e agli uomini dell'ARPAV. Non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo, anche perché non ha preso fuoco materiale potenzialmente pericoloso. I danni sono ingenti, la struttura dove si è sviluppato il rogo rimane sotto sequestro per motivi di sicurezza, non si temono ripercussioni sul fronte dell'occupazione. Questo mi è stato assicurato no, assolutamente, proprio dalla proprietà. Ci saranno dei danni stimabili, circa 150-200 mila euro, però sono coperti da assicurazione. L'incendio viene escluso all'origine dolosa.
E un piromane padovano è stato denunciato dai forestali appunto di Padova. Si tratta di un 60enne di Arre, appunto padovano, titolare di un'azienda agricola, sorpreso in flagranza dai militari mentre stava appiccando il fuoco ai rifiuti depositati in maniera incontrollata lungo il suolo. Spento il fuoco e messa in sicurezza l'area, il titolare dell'azienda agricola è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti mediante combustione. Tra i rifiuti oramai quasi totalmente ridotti in cenere vi erano molti materiali plastici presumibilmente derivanti da rifiuti prodotti dall'attività dell'impresa agricola. L'area interessata alle fiamme è stata posta sotto sequestro dai carabinieri anche per poter naturalmente effettuare le necessarie verifiche ed analisi per appurare una eventuale contaminazione del suolo. E adesso la cronaca ci porta nel veneziano, in quel del Lido di Venezia, con una morte terribile, atroce, quella di un noto antiquario morto dopo essere caduto dalla sua barca. Vediamo. La sua vita si è conclusa come forse pochi avrebbero immaginato, per uno come lui abituato a sfidare il pericolo. Scendendo dal barchino di un amico è scivolato e cadendo ha battuto la testa ed è morto. Alba tragica in via San Giovanni d'Acri al Lido di Venezia. Se n'è andato così Roberto Bertoli, 81 anni compiuti lo scorso luglio, ex direttore del Casinò di Nova Gorica in Croazia. L'uomo era praticamente arrivato a casa. Al Lido, in centro storico, il suo nome è molto conosciuto come antiquario, ma soprattutto per il suo passato turbolento negli anni 70 e primi anni 80. Bertoli, infatti, venne chiamato in causa dall'ex boss della Mara del Brenta, Felice Maniero, arrestato nel 1996 nell'ambito dell'operazione Rialto, ha poi ottenuto la riabilitazione. Così Bertoli si era rifatto una vita, fino alla tragica caduta di questa mattina. La persona che era con lui in barca si è subito tuffata in acqua nel tentativo di salvarlo. Sul posto la polizia dell'isola e l'ambulanza. I poliziotti sono riusciti a salvare l'amico, ma per Bertoli non c'era più nulla da fare. Ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica della tragedia. Poche ore più tardi un altro intervento, questa volta da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Venezia, usciti a circa 700 metri dalla costa del Lido per soccorrere un peschereccio di 14 metri con 3 persone a bordo in difficoltà. L'imbarcazione, Federico III, ha centrato un tronco affiorante dall'acqua che gli ha aperto una falla e così ha iniziato a imbarcare acqua. Con difficoltà il peschereccio è riuscito ad arrivare fino davanti alla spiaggia dell'Eccelso, dove sono iniziate le operazioni di recupero del natante, sempre sotto il controllo della Capitaneria di Porto. È un 90enne di Tribano nel Padovano asserragliato in casa con i fucili, si è arreso ai carabinieri solo dopo 16 ore di trattativa. È rimasto chiuso in casa armato di fucili. 16 ore tanto hanno impiegato i carabinieri a convincere un 95enne di Tribano a deporre le armi ed aprire la porta. La vicenda, che ha tenuto col fiato sospeso il piccolo comune della Bassa Padovana, è iniziata mercoledì pomeriggio. L'anziano, dopo una lite con i familiari, si è barricato nella sua abitazione rifiutando di aprire. In mano aveva un coltello. Quando i militari hanno saputo che il 95enne ex cacciatore possedeva ancora dei fucili, hanno richiesto l'intervento di un negoziatore professionista. Dopo 16 ore di trattative estenuanti, stamattina intorno alle 8 si è arreso. Ha fatto entrare i carabinieri, la figlia e un medico che ha disposto il trasferimento in ospedale a Schiavonia. Le armi ritrovate in casa sono state sequestrate a scopo cautelativo. Ed è di 120.000 euro il bottino della rapina alla filiale dei Monti di Paschi di Siena di Camin a Padova. I banditi hanno fatto irruzione ieri attorno a mezzogiorno, tenendo in ostaggio nel cavò per oltre 40 minuti una ventina di persone tra dipendenti e clienti. 4 malviventi entrati in azione senza armi, con il volto coperto, di cui si sono poi perse le tracce. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di scuola e ambiente. Domani anche gli studenti del Trevigiano prenderanno parte allo sciopero appunto per il clima, luogo dell'incontro Treviso, dove si prevede un corteo di oltre 10.000 studenti, visto che Treviso sarà il punto di incontro di tutti gli studenti della provincia. Vediamo. Tu sei una studentessa di quale liceo? Liceo Da Vinci.
Domani prenderai parte alla manifestazione? Sì, ne prenderò parte. E senti, anche se non dovessi risultare giustificata dal tuo dirigente scolastico, dal tuo preside? Non ha molta importanza per me. Domani dalle 8:30 a Treviso in via Roma, dalla palla in ferro battuto di Tony Benetton, previsti oltre 10.000 studenti per lo sciopero per l'ambiente, il cosiddetto Global Friday, che si terrà in contemporanea in tutto il mondo. La lotta contro il cambiamento climatico è una cosa molto più grande di noi, è una cosa che va portata avanti assieme e non come singoli, è una cosa che va portata avanti insieme alle scuole, con la sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. E anche a Treviso resta il rebus dell'assenza da scuola, se cioè è giustificata o meno la partecipazione al corteo. E il giorno dopo ci porteranno la presa d'atto da parte dei genitori di aver partecipato alla manifestazione, così come ordinariamente facciamo in queste occasioni. E chi non dovesse presentare questa presa d'atto, come la chiama lei, questa giustificazione? Beh, chi non la presenta naturalmente sarà considerato assente per altri motivi e quindi ordinariamente assente. Assente ingiustificato? Beh, in genere chi sta assente da scuola giustifica l'assenza. E se al Liceo Da Vinci il preside Mario Delle Carbonare accetterà come giustificazione la partecipazione alla manifestazione, al Duca degli Abruzzi invece servirà la giustificazione delle lezioni, che verrà conteggiata come tutte le altre a fine anno, anche se la circolare ministeriale naturalmente non obbliga i presidi ad esentare gli studenti dalle lezioni. La rete studenti di Treviso si appella alla loro sensibilità. La decisione di giustificare i ragazzi sta nel, cuore ecologico dei presidi e successivamente dei professori, perché comunque riteniamo che sia assurdo che il quarto comune più cementificato del Veneto, nonché uno tra i primi per PM10 nell'aria, abbia dovuto aspettare la terza manifestazione contro l'ambiente per forse avvicinarsi all'emergenza climatica. Non parteciperanno allo sciopero, ma faranno molto di più organizzando la pulizia del territorio gli studenti di una quinta del Berto di Mogliano Veneto, perché anche se lo sciopero non servirà a cambiare le condizioni climatiche, l'importante è che si cambi noi verso l'ambiente. Evitare la plastica usa e getta, all'evitare di copertinare i nostri libri con la plastica o al semplice cambiare nelle macchinette l'involucro che contiene le merendine. E adesso a Venezia con il referendum per la separazione tra Mestre e Venezia. C'è la data, il 1° di dicembre, la campagna entra nel vivo con le indicazioni del primo cittadino, il sindaco Luigi Brugnaro. Sono con la regione, era legittimo farlo, l'ha detto il tribunale, verrà fatto. Io ho già detto che non parteciperò alla campagna elettorale, punto. Poche parole, ma chiare, come del resto ha sempre sostenuto finora. Il sindaco di Venezia commenta così l'uscita della data decisa dal governatore Zaia, in cui i cittadini potranno andare a votare a favore o meno del referendum per la separazione di Venezia e Mestre, domenica 1° dicembre. E aggiunge: Mi fa sotto una constatazione legale, e tecnica. Nel decreto che ha fatto la regione c'è l'obbligo di superare il quorum. Mi sembra una buona notizia. Se non si supera il quorum diamo una dimostrazione proprio di protesta vera, perché non se ne può più, 5 volte non se ne può più, perché la protesta vera per me è non andare a votare. Dall'altra parte però ci sono gli esponenti referendari soddisfatti, ma soprattutto pronti a un'accesa campagna elettorale. Questo fardello me lo sono portato sulle spalle per 10 anni, è un giorno di vittoria per la democrazia diretta, ha dichiarato l'avvocato Sitran. Speriamo non sia già troppo tardi, ha dichiarato invece Chiaro Manni, visto che le città stanno andando verso il degrado. E ancora, lasciate libertà di voto ai vostri iscritti e simpatizzanti, avevano scritto i membri del gruppo 25 aprile, perché se non gliela lasciate se la prenderanno comunque, come già successo in molti referendum, e il prezzo rischiate di pagarlo alle elezioni. La pubblicità un istante, poi torniamo ancora in onda con l'informazione regionale, tra poco. Eccoci
Eccoci rientrati in onda in diretta, torniamo a parlare dei danni provocati all'agricoltura in Veneto dalla cimice asiatica. Il Veneto chiede l'emergenza e si parla di danni per la xylella come in Puglia, così l'assessore all'agricoltura della nostra regione Giuseppe Pan nel corso dell'incontro con il ministro a Roma Teresa Bellanova. L'assessore appunto ha chiesto al ministro l'istituzione di un fondo nazionale straordinario come fece il governo precedente per la xylella in Puglia, fondi necessari, dice il nostro assessore regionale, per sostenere le filiere colpite, l'ortofrutto in particolare, per indennizzare gli agricoltori e per finanziare l'acquisto di difese meccaniche e la ricerca in tale ambito. E oggi, 26 settembre, ricorre il 75° anniversario dell'eccidio del Grappa. Vediamo. I rintocchi della torre civica accompagnano e cullano il ricordo dei bassanesi. Il pensiero va a quei 31 giovani che il 26 settembre del 1944 morirono impiccati ai lecci di Viale dei Martiri e lungo gli altri viali della città. La storia dell'eccidio è una pagina dolorosa, è una cicatrice nella storia di Bassano. Sono successi dei fatti che nessuno poteva immaginare potessero succedere. E abbiamo visto come il sacrificio di tante persone, di tanti giovani, ecco, sia servito se non altro a rivendicare il diritto alla libertà. Bassano non dimentica quei momenti terribili e anche in questo 2019, 75 anni dopo, ricorda una delle pagine più tragiche della sua storia, il rastrellamento del Grappa e il sacrificio dei giovani impiccati ai lecci di quel viale cittadino che oggi li onora come martiri. Noi come Bassano abbiamo sempre cercato di onorare questa data del 26 settembre e che abbiamo il dovere di ricordare, perché un popolo senza storia è un popolo senza futuro. E intanto i tocchi del Campanon rendono omaggio a quelle giovani vittime. Bassano non dimentica e non deve dimenticare ciò che accadde e che segnò la storia della città. Preservare le risorse idriche, rimpinguare le falde, proteggere il grande fiume bacino per un vasto territorio tra il Padovano e il Vicentino. Con questa finalità, dopo un periodo di rodaggio, nasce dalla collaborazione tra l'ETRA, Etifor e il Consorzio di Bonifica Pedemontana Brenta, il gruppo operativo Brenta 2030. Obiettivo mantenere le falde e l'acqua a disposizione di territori, famiglie e aziende, come? Puntando su infrastrutture verdi, aree di ricarica, aree umide e forestali. Continua dopo 3 anni sperimentali il lavoro del gruppo operativo Brenta 2030, che vede la sinergia di enti che a vario titolo si occupano della tutela delle acque del grande fiume. Fianco a fianco opereranno ETRA, Etifor, spin-off dell'Università di Padova, e il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta. Il gruppo ha ottenuto 400.000 euro dalla Regione e un finanziamento europeo di oltre 3 milioni di euro che sarà usato così. Innanzitutto monitoraggio della risorsa idrica, quindi un sistema di monitoraggio condiviso tra tutti gli enti, che non è scontato. Secondo, verrà istituito un sistema di raccolta di rifiuti su tutta l'asta fluviale, da Bassano a Padova. Ci saranno degli operatori dedicati per la gestione dei rifiuti lungo tutto il Brenta. Terzo, ci saranno diverse infrastrutture verdi che verranno costruite grazie al finanziamento europeo. Da 10 anni a tutela delle acque del Brenta opera il Consorzio. La criticità del passaggio da fenomeni di forte pioggia a dei periodi di lunga siccità metteva in crisi il Consorzio di Bonifica sotto l'aspetto dell'irrigazione, per cui abbiamo pensato di mettere in cassaforte l'acqua quando ce n'era in eccesso per poterla utilizzare nei mesi estivi. Siamo partiti 10 anni fa. Sarebbe stata difficile anche quest'estate senza le violente piogge di maggio, spiega. Un progetto di lungo corso che sarà raccontato ai cittadini attraverso una maggiore trasparenza della tariffa. L'investimento sinora è stato fatto in tubazioni, condotte, infrastrutture grigie. Il futuro è verde. E voglio sottolineare questo aspetto sperimentale perché in Italia ci sono solo 3 aziende che forniscono servizi idrici che aderiscono a progetti di questo tipo. E adesso è il basket con l'esordio questa sera della De Longhi Treviso contro l'Armani Milano di un suo ex, Ettore Messina.
sarà una serata un po' particolare, però poi quando comincia la partita bisogna, sia noi che loro cercheremo di giocare la migliore partita possibile per provare a vincere. L'ultima sfida in Italia prima di approdare all'NBA, Ettore Messina l'aveva vissuta sulla panchina della Benetton contro l'Olimpia e stasera alle 20:45 al Palaverde rivivrà la stessa sfida a parti opposte. Lui alla guida della favoritissima Armani e Treviso che in questa sua seconda vita, un po' come la Fortitudo, esordisce in Serie A. Sono città e club importanti che hanno fatto la storia della nostra pallacanestro, quindi direi che quest'anno tra il ritorno di questa società e l'arrivo di giocatori come Rodriguez, Teodosic e altri, credo che sia un campionato molto bello e molto equilibrato. Messina ospite come Maurizio Gherardini e Zeljko Obradovic della mostra sull'NBA in Camera di Commercio, ex di Treviso arrivati alle vette del basket ma senza mai perdere d'occhio il percorso di rinascita della De Longhi. Li ho seguiti l'anno scorso, negli anni passati, devo dire che hanno avuto in questi anni in cui hanno lavorato tutti, dirigenza, tecnici, allenatori, per riuscire a riportare la squadra in Serie A. La cosa forse più bella è stata la risposta del pubblico, la risposta della città, vedere il Palaverde pieno, insomma credo che arrivino con grande entusiasmo e questo sarà per loro un'ulteriore motivazione. Da tifosissimo di Treviso mi auguro di vedere giocare i nostri giocatori molto bene e mettere l'intensità in campo che proprio coach Messina voleva dai suoi giocatori quando allenava Treviso. Chiaro che stiamo giocando contro la prima della classe e già metterci il cuore e qualcos'altro, cioè gli attributi, sarà già un grande risultato. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 20:10 con ospite Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi. È davvero tutto per questa edizione, ci salutiamo con le previsioni del meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio, la giornata di venerdì 27 settembre sarà all'insegna del sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia mattutina sulle pianure del Rodigino. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti il bel tempo a dominare, il cielo sarà poco nuvoloso, qualche addensamento solamente sui monti ma senza piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese tra 22 e 23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata soleggiata ovunque e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Vediamo infine le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, le massime invece tra i 25 e i 26 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.